con noi i rappresentanti della Lega Nord, il rappresentante della CIGA per Carraro, il capogruppo del PD, il capogruppo di Fondazione, il capogruppo del PDC, il collega Buttacini sempre del PD, il collega Cancian, per il momento si dice ancora PNM, ma non sappiamo bene dove sia orientato, siamo in fase di movimento, e per il PDL il collega Martin. Diciamo insomma che lo schieramento delle forze politiche è quasi tutto rappresentato in questa sede. Ci concentriamo su un aspetto pragmatico e diciamo che se forze politiche trasversali hanno a suo tempo dichiarato che erano contrari all'inceneritore e che bene o male nel frattempo si sarebbe dovuto impegnare la Giunta per fermare l'esame del progetto subordinandolo a un previo completamento di un piano di rifiuti speciali, noi chiediamo che questa risoluzione, che pur ha un alto valore politico, che acquisisca anche una componente giuridica e che diventi norma di legge. Tutte le altre considerazioni sono già state esplicitate dal collega che mi ha preceduto e possiamo solo aggiungere che, tenuto conto del fatto che l'ente ufficiale preposto alla certificazione del quantitativo di rifiuti speciali in zona relativamente alle 3 province che sono state individuate come bacino di raccolta dei rifiuti che sarebbero destinati ai 2 impianti di Mogliano e di Silea, non sono assolutamente sufficienti a far funzionare non 2 ma nemmeno uno degli inceneritori. E quindi la domanda che ci poniamo e alla quale non abbiamo avuto risposta è: e allora dove si vogliono andare a prendere questi rifiuti, dato che non ci sono nella nostra zona? E noi abbiamo diritto di saperlo, non solo perché è ovvio che sia nelle regole e nelle norme già previsto, ma anche perché ci troveremo davanti a una grande beffa, noi che siamo in una zona dove siamo a livelli di eccellenza per quello che riguarda la differenziata di rifiuti urbani, a dover subire anche questo insulto alla nostra virtuosità. Dopodiché sappiamo benissimo che nel frattempo, da pochi anni a questa parte, la tecnologia si è sviluppata e stanno per avanzare delle tecnologie che possono costituire una forma alternativa di gestione che potrebbero renderci, diciamo così, svincolati da quello che è questo progetto di incenerimento che ormai, secondo i dati del momento, sappiamo che è in fase di assolutamente di superamento, perché siamo, per quanto riguarda, tanto per fare un esempio chiaro, per quello che riguarda i rifiuti urbani, stiamo avvicinandoci ai cosiddetti rifiuti zero. E questo è già stato dimostrato in diversi comuni, non solo del Veneto. Di conseguenza la domanda è fermare questi inceneritori affinché si possa prendere atto di una gestione che non sia soltanto rivolta all'attenzione dell'economicità per l'operazione dei proponenti, ma anche a salvaguardia del territorio e salvaguardia di quello che le cittadinanze intendono avere come rispetto da parte di chi li governi in regione. Di conseguenza è chiaro che la nostra stella polare del momento sarà il 28 di marzo, che ci guiderà verso certe scelte, quindi ci aspettiamo di vedere da tutte le liste politiche, da tutti i partiti, che cosa verrà detto a livello di programma. Grazie signori. Andiamo già nel merito, perché l'organo che la Regione ha sull'osservatorio rifiuti, anche se non ha concentrato le sue attenzioni in questi 20 anni sui rifiuti speciali, le ha concentrate sui rifiuti urbani anche egregiamente, visti i risultati che il Veneto porta, però ha comunque dei materiali che ha pubblicato già nel 2004, resi pubblici da un convegno della provincia di Treviso, e ultimamente li ha aggiornati
proprio in questi mesi, perché hanno avuto l'incarico dall'assessore di cominciare a predisporre un piano, e l'altro giorno c'è stata anche la ufficializzazione di questo dato che nella sostanza dice se proprio dobbiamo grattare il fondo del barile portando a bruciare tutto quello che è bruciabile, ma questo è un ragionamento al massimo, arriviamo al massimo a 117.000 tonnellate anno, che vuol dire meno della metà dei due inceneritori. Meno della metà vuol dire che non c'è più l'economicità, cioè un ragionamento anche dal punto di vista, però uno dice se vuoi buttare via i suoi soldi li butta via, sì, ma se non c'è impatto ambientale, siccome stiamo parlando di impianti di nocivi di prima classe, allora il ragionamento non è più se uno vuole buttare via i suoi soldi, bisogna vedere se c'è proprio la necessità, allora si fanno i famosi ragionamenti del mare minore, dove sì, ma se non ce n'è la necessità, la potestà autorizzativa della regione secondo me c'è tutta. Questo per dire che bisogna prendere anche un'altra strada, e abbiamo fatto una riunione, che chiudo, con l'assessorato all'ambiente della provincia di Venezia non più tardi di una settimana fa. Credo come cittadina il fatto di avere un'amministrazione che fa programmazione del territorio, perché ormai guardandoci attorno la cementificazione, le industrie nocive, gli impianti, le discariche, gli impianti di smaltimento con conseguenze di impatto sulla salute, cioè ogni giorno ci guardiamo intorno e c'è qualcosa che non va. Diciamo che già adesso una donna veneta su 8 ha la possibilità durante la sua vita di ammalarsi di cancro della mammella, e questi non sono dei primati casuali, sono legati a una qualità dell'ambiente, sono dei marcatori dell'ambiente. E quindi io credo che anche di fronte, tra le altre cose, ai possibili potenziali costi futuri di ricadute di malattie come i tumori nelle età soprattutto giovanili, come già dimostrato negli studi